Un saluto agli amici telespettatori, siamo con il mister del Follonica, Sergio Silva. Mister, oggi il Follonica ha trovato delle grandi difficoltà contro un Giovinazzo chiaramente cresciuto rispetto a quello che avevate affrontato nel girone d'andata. Dove l'avete persa questa partita? Perché abbiamo fatto 3 gol e Giovinazzo ne ha fatti 5, perché poi lo sapevamo che era una partita complicata a casa, a Giovinazzo è sempre una partita complicata per tante situazioni, è stata così, non siamo stati bravi a risolverle tutte queste situazioni, Giovinazzo ha fatto la sua partita, quella che ci aspettavamo, forse avevano un po' più di intensità, di cattiveria agonistica che noi abbiamo messo un po' di meno. Abbiamo avuto le nostre occasioni anche nei momenti importanti della partita, non le abbiamo sfruttate e può capitare di venire a Giovinazzo nelle condizioni in cui siamo messi con la squadra che siamo in questo momento, fare una partita del genere e perdere 5-3, può capitare. La prossima partita sarà contro il Viareggio, una partita che sarà altrettanto difficile come quella di stasera. Su cosa dovrà giocare per arrivare al meglio alla prossima sfida? Più che altro magari recuperare tutti i giocatori, perché non mi ricordo già da veramente qualche mese di avere tutta la rosa a disposizione per un motivo o per l'altro, perché tutti quelli che sono importanti per noi. La prepareremo come abbiamo sempre preparato tutte le partite, abbiamo una settimana per prepararla al meglio, un'altra partita complicata come tutte, perché con la squadra che abbiamo quest'anno, con la squadra che abbiamo fatto quest'anno si sapeva, o noi sapevamo che si poteva soffrire così, c'è lavoro da fare, in quello che cerchiamo di fare nella settimana, giochiamo in casa, sicuramente vogliamo vincere sabato, anche se contro una squadra che ci metterà anche loro sicuramente molto in difficoltà. E allora sì, assolutamente un Follonica che sta avendo delle difficoltà anche a causa degli infortuni, e ringraziamo mister Sergio Silva e gli auguriamo il meglio per il resto della stagione. Grazie.